Sono qua con il presidente dei giovani di Confindustria, Jacopo Moschini, al Porsche Center all'interno del convegno World Manufacturing. Presidente, ci può fare una panoramica, una fotografia della situazione dell'industria manifatturiera dal punto di vista dei giovani? Quanti giovani hanno aperto aziende manifatturiere nuove o hanno magari ereditate e stanno portando avanti l'eredità della famiglia? Ma allora sicuramente in Lombardia abbiamo la fortuna che, il mondo delle startup e delle nuove imprese rappresenta, diciamo una grossa parte del nostro ecosistema, in quanto comunque è la regione dove ci sono il numero maggiore di startup innovative. È chiaro che non tutte queste sono appartenenti alla manifattura, ma tante però queste sono abilitanti per la manifattura, perché molte aziende di queste utilizzano parte tecnologica e digitale che poi sono quelle che riescono maggiormente a produrre open innovation per le PMI o per le aziende manifatturiere. Quindi diciamo che un contributo è assolutamente importante. Tieni presente che in Lombardia sono praticamente quasi il 30% delle nuove imprese che nascono in Italia sono in Lombardia, di cui il 27% solo nella città metropolitana di Milano. Quindi questo dice che sono tanti servizi, ma comunque sono sempre servizi che aiutano le aziende ad innovarsi. Dall'altra parte c'è un momento storico in cui il passaggio generazionale, sempre nel tessuto lombardo, eh, sta accelerando tanto, tanto è che rispetto a 10 anni fa sono sempre di più i giovani imprenditori all'interno dei posti decisionali all'interno delle aziende. Quindi diciamo che il contributo dei giovani, mai come in questo momento storico, è fondamentale, anche perché basta pensare ai temi come la transizione digitale, l'innovazione, la sostenibilità, la parità di genere, sono temi che sono proprio tipici dei giovani perché noi siamo nati con questi temi. Sì, come una volta c'erano altre priorità, adesso c'è questo change mind che tiene conto anche della sensibilità ambientale e di tutta la parte tecnologica e digitale, come lei giustamente ha detto, che accompagna anche la old economy così chiamata. Tra l'altro so che lei anche si occupa proprio per lavoro di innovazione e tecnologia digitale applicata alla manifattura. Ci può dire qualcosa di più? Quali sono le tecnologie preminenti che aiutano la manifattura a entrare nel terzo millennio, a soddisfare le esigenze di mercato? Allora, guarda, partiamo dal presupposto che se c'è una cosa positiva che la pandemia e il Covid ci hanno dato è la consapevolezza da parte delle aziende di come sia necessario innovarsi, anzi è stato quasi vitale durante la pandemia. E quindi questo ha accelerato, così come la forte accelerazione la darà e la sta dando già come impronta tutto il tema del piano del PNRR, quindi diciamo che uno dei macro drive è proprio quello sull'innovazione. Quindi tutto questo cosa significa? Significa che le aziende stanno portando sempre più attenzione su questi temi e l'innovazione dall'altra parte deve passare dalle tecnologie, ma anche c'è tutto un tema di competenze, quindi si parla di reskilling o upskilling delle risorse. In tutto questo le tecnologie cosa fanno? Le tecnologie cercano di abilitare nuove modi di fare impresa anche a livello manifatturiero. Noi nello specifico quello che facciamo è aiutare le aziende a fare progetti di open innovation in modalità end-to-end, quindi partendo banalmente da degli studi di fattibilità, scegliendo le tecnologie, sviluppandole e implementandole all'interno. Questi processi tipicamente non possono essere fatti in modalità top-down, perché la tecnologia non può essere solo calato dall'alto verso il basso, ma deve proprio partire da un progetto strategico che le aziende devono avere. Quindi questo è diciamo, l'approccio strategico migliore per affrontare una transizione tecnologica. Dopodiché ci sono tecnologie come tutto il mondo dell'industria 4.0 e tutti i software che ne derivano, piuttosto che la blockchain che permette di tracciare, quindi fare processi di tracciabilità integrata a monte e a valle delle filiere, piuttosto che certificare la produzione made in Italy e certificare i dati di sostenibilità ambientale o come l'intelligenza artificiale, ma tutto questo, il vero macro tema è che tutte queste tecnologie devono aiutare le aziende a valorizzare i dati. I dati ormai sappiamo tutti essere il nuovo petrolio dei prossimi 10 anni e quindi oggi le tecnologie esistono, sono stabili, dobbiamo solo iniziare a implementarle nelle nostre aziende, ma con la modalità che dicevo prima. Assolutamente, infatti il data driven management è un nuovo termine, diciamo così,
che è entrato nel linguaggio comune appunto per definire una nuova modalità di impostare un business plan. Oltre alla tenuta economico-finanziaria c'è anche tutta una prefase di studio e poi un controllo tutto basato sui dati, ovviamente l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie che lei ha detto. Per il futuro mi sembra di vederla bella fiducioso, e quindi cosa vuol dire ai giovani che la sentiranno? Ma allora dobbiamo per forza essere fiduciosi perché sennò non faremo gli imprenditori di mestiere. Saranno anni importanti perché credo che il momento storico che stiamo vivendo è proprio tipico di quelle rivoluzioni che la storia ci ha insegnato, e quindi il messaggio da dare è che dobbiamo darci da fare perché dobbiamo essere protagonisti in maniera attiva di questo cambiamento, e noi come giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, l'abbiamo detto fin dal primo giorno che mi sono insediato circa un anno fa, vogliamo essere non la classe dirigente del futuro ma del presente, proprio perché abbiamo tutte le competenze per poter aiutare il mondo delle imprese a fare questo processo di rivoluzione.